nel post partita, vai a ruota libera. Vai. Allora, innanzitutto sono molto felice della vittoria di stasera. Ho visto una squadra un po' più attiva, forse hanno avuto degli scarichi di lavoro più leggeri rispetto alle prime uscite che comunque si vedeva che erano più stanchi. Mi ha fatto molto piacere vedere anche Lange e Lucca, i nuovi acquisti che, devo dire la verità, credo molto in loro, di più di tutti gli altri. Anche se comunque, vabbè, questo, nel senso, siamo carichi. Sei felice in tutti i sensi? Sì, aspettiamo l'inizio del campionato, sperando che possa andare bene, e dobbiamo avere fiducia di tutti. Perfetto, De Bruyne, 2 gol meravigliosi. Sì, De Bruyne, devo dire la verità, un bel excursus, quando vado allo stadio faccio sbloccare tutti i nuovi acquisti, infatti mi aspettavo un gol di De Bruyne, sono arrivati 2 e va bene così. Perfetto, grazie. Poi volevi mostrare pure Sì, vogliamo mostrare la nostra targhetta, Again, campioni d'Italia, sperando che possa essere un anno positivo. Tra l'altro ti svelo in anteprima che il 25 settembre uscirà al cinema il film sullo scudetto del Napoli che si chiamerà proprio Again. E ovviamente ci saremo io e i miei amici come in prima fila al cinema. Perfetto. Quale cinema? Vabbè, Luci, dai. Grazie Felice. Grazie mille, buona serata, buon ritorno. Venite qua, venite. Bravo Felice, bravo anche invece chi è lei? Io sono generoso, buonasera. Ah, generoso, come il Napoli di questa sera, generosissimo. Allora, generosissimo veramente è stato il Napoli. Commenta. Io ci tengo a fare questa intervista perché l'ho fatta al tempo del terzo scudetto del Napoli, quando tu mi hai intervistato a Napoli, che era la seconda partita con Napoli-Monza. Con Kvaratskhelia che fece che giustamente quella partita. Io vinsi anche la schedina col pronostico di 4-0 e io ci tenevo a fare questa intervista perché l'ho fatta in quel momento e poi dopo abbiamo vinto lo scudetto. Poi l'ho fatto l'anno passato qua, sempre con te, e abbiamo vinto lo scudetto. Non lo so. Stiamo bene, generoso. Io porto bene, non tu. Grazie. No, la nostra coppia. La nostra coppia, sì. Io voglio generoso ma non modesto, diciamolo. Sì, troppo presuntuoso. No, De Bruyne scatenato, dai. De Bruyne non è ancora in forma, però ha dimostrato di essere un campione. Poi la seconda cosa che io non mi è piaciuto questa sera, che abbiamo giocato mezz'ora e poi ci siamo riposati. Sì. Non lo so. Dopo il 3-0 il Napoli dopo il 3-0 è crollato e questo non mi è piaciuto, ma non perché io volevo essere accontentato per altri gol, no. Anche mi accontentavo anche di vedere un bel gioco, perché io ci tengo a questo, il bel gioco, non vincere così tanto per vincere. Comunque faccio i complimenti al nostro allenatore Conte, che si è dimostrato di aver ragione su tutte le cose e ha fatto belli acquisti. Vi auguro un buon proseguimento a te e tutta la tua redazione. Grazie generoso, ti fanno segni, vogliono scappare. Buonasera a tutti. Ciao generoso. Ciao, grazie. Ciao. Buona serata a te, andiamo da altri amici, venite qua. Ciao, buonasera. mi chiamo Francesco. Buonasera Matteo. Soddisfatti di questo 3-2? Soddisfattissimi, squadra fisicamente ancora non al 100%, però le basi ci sono. De Bruyne nel primo tempo è sceso in cattedra, salito in cattedra, scusate. Si vede che comunque la preparazione di Conte sta sortendo i suoi effetti. E ti aspettavi una doppietta così, anche abbastanza, con 2 gol belli tra l'altro. 2 gol molto belli da opportunista, quindi da attaccante aggiunto, interessante per i nuovi moduli. Ci mancherà sicuramente Raspadori, ma vediamo un po'. Domani mattina quanto finisce Napoli-Sorrento? 15-0. 5-0. Grazie. Saremo qui e Forza Napoli sempre. Sempre Forza Napoli. Ci vediamo domattina allora. Ragazzi, sì, bimbi, come è andata la partita? Benissimo. Secondo me il Napoli, che si è fatto recuperare da 3-0 a 3-2, non è stata poi una bella figura. Poi nel secondo tempo ha giocato male. Non è... Una gara in chiaro scuro, un po' bene il primo tempo, male il secondo tempo. Sì. De Bruyne, doppietta finalmente, si è sbloccato. Siete contenti per Kevin? Sì, perché l'avevo detto stamattina e l'ho scritto. È forte. Grazie ragazzi, andiamo anche da te, grazie. Come ti chiami? Io mi chiamo Francesco. Per te com'è andata questa partita? Bene il primo tempo, male il secondo? No, per me questa partita, solo il secondo un po' calato, però benissimo. Posso dire la mia. Rispetto alle altre partite ho notato che il Napoli
era un po' più sciolto, le altre partite invece sbagliava passaggi, non creava azioni a buon fine, invece comunque con la doppietta di De Bruyne e il gol di non mi ricordo chi, di Lorenzo, il capitano. comunque abbiamo disputato una bella partita. Domani quanto finisce Napoli-Sorrento? Domani per me Napoli-Sorrento 2-1 per Napoli. Perfetto, grazie mille. Buona serata. Rieccoci. Anche qui, vai. Prima loro. Salve, un tifoso del Girona, chi è? Hola, C'è una buon bella storia dia. di calcio. Think il mejor mig catalán e mig italiano, mi hermano aquí, Giovanni. Salve, ciao a tutti. Sono quelle belle storie di calcio che vanno raccontate. È stata una bella partita, amichevole, abbiamo visto delle belle indicazioni. Proponiamo pure un gemellaggio. Sì, vogliamo lanciare un gemellaggio tra Napoli e Girona. Secondo me questa ormai è una amichevole che si ripete da qualche anno. Porta fortuna anche a noi, quindi insomma il calcio Forza unisce Napoli e forza Girona. sempre. Grazie, bella storia di calcio questa. Salve, allora rieccoci. 3-2, primo tempo molto bene, i primi 30 minuti, poi un po' calando, però com'è andata? Sì, è una prima mezz'ora di altissimo livello, tant'è che il Napoli ha fatto subito i primi 3 gol. Poi dopo c'è stato un piccolo calo, qualche disattenzione difensiva, visto che la coppia centrale era quella che poi in passato ha subito più gol, Rachmani, Juan Jesus, però voglio dire è sempre un amichevole e comunque siamo sempre a inizi di agosto. Dopo è uscita anche la qualità del Girona però, perché è una squadra che sa giocare benissimo, squadra vera, squadra che trovava sempre gli spazi per uscire, e il Napoli il secondo tempo non è riuscito poi a rincorrere del tutto. Ha avuto una grande occasione con McTominay, purtroppo la palla è andata fuori, ma sono comunque dinamiche che comunque possono succedere. Poteva finire sia 3-3 che 4-2, diciamo. Assolutamente, piena di gol, una partita apertissima. Abbiamo visto un bel spettacolo, non ci possiamo lamentare. Al volo, migliore in campo e peggiore in campo degli azzurri questa sera? Ma migliore in campo per i 2 gol che ha fatto De Bruyne, anche se non è stato sempre lucidissimo. Però i campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi, siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi. È bastato nominare De Bruyne. De Bruyne, sì, dai, adesso aspettiamo l'Olympiakos, che sicuramente speriamo di battere, e il resto verrà da solo. Forza Napoli, grande campionato del Napoli e vinciamo il 5° scudetto. Grazie, andiamo da te. Allora, 3-2, te l'aspettavi, primo tempo molto bene per il Napoli. Certo, veramente un Napoli che stiamo vivendo è spettacolare. Perfetto, domani col Sorrento quanto finisce? Con il Sorrento vinciamo sempre 4-0, 3-0, qualche modo si voglia. Perfetto, grazie a te, andiamo dai piccoli, qua venite qua, alla mia sinistra, qua, vedete, qua. Come vi chiamate? Gabriele, Luca, Quanti anni avete voi? 11, 7, Chi è stato il migliore in campo per voi oggi? De Bruyne. De Bruyne, per la doppietta per te? anche a me De Bruyne. Perfetto. Vieni pure tu, bimbo, urlate tutti quanti un bel Forza Napoli, vai, per questa vittoria. 1, 2, 3. Forza Napoli! Grazie, salutiamo tutti i bimbi. Andiamo da invece un po' più grandi qui. Allora, come vi chiamate voi? Gaetano, Luca, Daniele. Da dove venite voi? Napoli centro quartiere Arenaccia. Ah, perfetto. Allora, questo 3-2 ve lo aspettavate? Un po' in difesa, sono 8 gol subiti in queste amichevoli, non sono pochi, ne ha subiti 25 in tutto il campionato del Napoli, quindi... Vabbè, ma questa è una fase di precampionato, è carico d'allenamento di Conte, sappiamo come non possiamo paragonarlo, diciamo, al campionato, sappiamo com'è, però per me è stata una grande partita oggi. non contano tanto questi qua, è più per tattica, più per mettere minuti, insomma. Dai. Bruin dal vivo com'è? Va anche detto che comunque è stato un avversario di spessore questa volta, quindi ci ha dato filo da torcere, soprattutto il secondo tempo è emerso un bel girone, una bella squadra organizzata, però è calcio d'agosto come dicevano anche loro, quindi lascia il tempo che trova. Va detto che far fare 2 gol a Stuani, quasi 39enne, ce ne vuole, però sì. Su De Bruyne dal vivo dicevo... No, è uno spettacolo, Dicono esperti che debba ancora entrare, diciamo, in una forma sbagliata. nutrizionisti che esatto, da casa poi vedono il...
quello che si evince è un giocatore sontuoso, cioè ha dato molta carattere e qualità. Ha dato carattere e qualità al centrocampo. Domani col Sorrento giocheranno le seconde linee, però vabbè, Lang, Lucca, McTominay, Gilmour giocheranno tutti quanti loro. Come andrà a finire? Spero in una goleata, ma anche 5-0 va bene. Sì, vogliamo bassi, umili. Io dico un gol lo prendiamo, come si è vista la difesa oggi, per me 4-1. No, per me va bene, le seconde linee sono prime linee oramai, non come l'anno scorso, vinciamo facile, ma perché ovviamente il Sorrento non è il Napoli. Però forza Campania in generale, su. Dovrebbe giocare anche Khedira domani, vi avviso, quindi state pronti. Quindi è tornato in ritiro perché non è stato ancora piazzato. Questione di minuti. Questione di ore. Sì, penso che sia questione di ore perché non rientra nei piani di Conte nemmeno come seconda linea. No, assolutamente no. L'anno scorso, insomma. Esatto. Per fortuna, cioè diciamo perché comunque non è proprio fra i big. Rispetto per Walid che salutiamo, ci saluta. Assolutamente. Grazie ragazzi, buona serata a voi. Forza Napoli sempre. Grazie, andiamo da loro. Passiamo dall'Arenaccia a che zona di Napoli o di Ponticelli. Ponticelli, quindi vicino a Barra che è il quartiere di Pasquale Mazzocchi. Mettiamoci un po' più a destra, ci dice Carmine. Ah, perfetto. Ah, non vedeva lei, no? Vieni al centro. Vieni. Allora, che partita avete visto? Soddisfatti? A metà? No, una bella partita è stata, 3-2, non ci aspettavamo. Ti aspettavi la doppietta di De Bruyne? Sì, è pur sempre De Bruyne. Pur sempre, sì, il miglior giocatore del Napoli attualmente. Lucca e Lukaku, soprattutto Lukaku, forse ancora un po' macchinosi, no? Sì. Però Luca mi ha fatto una bella impressione. Ha sfiorato il 4-2 in effetti Lucca. Domani col Sorrento ci sarete voi? Sì. Perfetto. Che partita vi aspettate? Un'altra con, diciamo, con problemi in difesa anche domani o un'altra vittoria? No. Un'altra vittoria? Sì. Perfetto. Ragazzi, sì, ma solo è più forte. Perfetto, grazie. Allora, ciao. Tu come ti Buonasera. chiami? Salvatore, vieni da? dalla Puglia, solo per il Napoli. Ah, ecco, le storie belle, vedi Carmine? Le Da storie... Manduria precisamente. Ah, da Manduria, beh, dove si fa il vino mi pare, no? Buono, il vino buono. Detto questo, sei venuto da Manduria per vedere, penso, soprattutto De Bruyne, oltre tutto il Napoli, però De Bruyne ti ha impressionato? Sì, tantissimo, è un giocatore che ha un piede preciso, impeccabile. La doppietta di De Bruyne, diciamo, non è tutti i giorni da vederla dal vivo, immagino. E domani col Sorrento? Non lo so, secondo me l'importante è esprimere un bel gioco. Poi possiamo volare anche perché l'importante è testare il gioco, poi in campionato vinciamo tutto. L'ultimo e poi ti lascio, il migliore in campo e il peggiore in campo di stasera secondo te? Il migliore in campo secondo me è stato De Bruyne anche a centrocampo, il peggiore non lo trovo perché non c'è, però qualche errore difensivo c'è stato. Magari Juan Jesus deve essere più attento. Ora torni a Manduria o... Devo tornare a Manduria. Adesso live? No, domani. Ah, ok, a posto. Buona serata. E ciao. forza Napoli sempre. Bimbi, allora, poi vengo da voi. Bimbi, allora, come vi chiamate? Riccardo. Lorenzo. Tu con la maglia di Meret, vedo. Stasera qualcuno l'ha criticato per il secondo gol di Stuani. Secondo voi non ha colpe, Alex? Un po'. Più Juan Jesus forse sul gol. Meret ha fatto delle belle parate, però è stato molto bravo oggi. Sì, diciamo che poteva prenderla quella palla, però Juan Jesus ha fatto l'errore vero e proprio. A te invece chi è piaciuto di più in campo? De Bruyne. De Bruyne con una doppietta. Ti aspettavi di vedere dal vivo una doppietta di Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli? Te l'aspettavi? Sinceramente sì. Lui era fiducioso, tu? Io non tanto, perché mi aspettavo un po' di più da Lukaku e Neres anche. E invece entrambi hanno un po'... Anche Politano ha fatto delle giocate bellissime. Sì, vero, soprattutto in difesa. Ragazzi, vi ringrazio, mi urlate un Forza Napoli tutti e tre, vai. Al mio 3. 1, 2, 3. Forza Napoli! Schipi di Bobby, sempre. E comunque ringrazio anche Nicola Lombardo che sicuramente starà guardando. Allora, ragazzi, poi vengo anche da voi, Ah, da lui, allora vado io là, mi sposto, eccomi. Allora, questo striscione sempre con voi, forza ragazzi, perché... Ah, questo è il coro poi, perché noi teoriamo, eccetera, eccetera. Allora, come vi chiamate? Daniele. Niccolò. Bernardo. Venite da? La Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Certo, dove si tifa Napoli, giusto? Si tifa Napoli. Perfetto. Chi è stato il migliore in campo e chi è stato il peggiore in campo?
Beh, il migliore lo dice anche il tabellino, ovviamente Kevin De Bruyne. KDB. E peggiore la fase difensiva dopo il 3-0. Dopo il 3-0 c'è stato un calo di attenzione, anche fisiologico, perché comunque siamo ad agosto, però comunque dobbiamo ripartire dalla prima mezz'ora. Si sono viste tante cose positive. Ovviamente poi con l'inizio del campionato sarà tutt'altro discorso, adesso calcio d'agosto, le prime amichevoli, però segnali incoraggianti a differenza anche delle altre amichevoli. Noi abbiamo vissuto questa esperienza bellissima oggi qui, si respira un'atmosfera, cioè un'area meravigliosa, qui sembra veramente di stare in famiglia. E grazie ai ragazzi, e grazie a tutto lo staff, alla squadra, e speriamo di vivere un bel campionato, di rivivere le emozioni dello scorso anno e di fare bene anche in Champions. Quindi speriamo bene, assolutamente. Domani col Sorrento come finisce? Vediamo, dai, 3-1 per noi. 3-1 per noi. Domani ci saranno, dovrebbero esserci Lang, Lucca, McTominay, Gilmour, Bökema, Milinkovic-Savic. Sono quelli che hanno giocato di meno oggi. Sì. Esattamente. Quindi staremo a vedere, ve la racconteremo anche noi. Ragazzi, grazie. Ora dove Grazie a tornate voi. a Vallo? O... Adesso sì, tra poco ripartiamo. mangiare, Mangiamo e poi ripartiamo. Quanto ci vuole? 2 orette e mezza? 3 e mezzo. Cosa non si fa per il Napoli? Il Napoli questo Il è 9 l'altro. agosto sera. Assolutamente. 250 solo verso i chilometri. Sì, questo? sì. Bella. Però questo ed altro per il Napoli, assolutamente. Grazie mille. A voi, buona serata, complimenti per tutto Sempre il vostro lavoro. Troppo gentili, ragazzi. Troppo Grazie gentili. ragazzi, buona serata. Grazie mille, andiamo da loro. Saremo brevissimi. Gli ultimi, ma non da scartare, perché detto in questo modo così. Allora, come vi chiamate? Allora, Grazia. Costanza. Saverio. Che credo sia il 3 generazioni, siamo 3 il passato, generazioni. presente e futuro di tifosi azzurri. Poi abbiamo un dato storico, nel nostro paese c'è il primo club Napoli d'Italia. Che paese è? Marigliano. Ah, Marigliano, salutiamo tutti gli abitanti. Napoli Club Marigliano che stava... Salutiamo tutti gli abitanti di Marigliano. Tra l'altro c'è anche uno dei membri della dirigenza del Napoli che è di Marigliano. Quindi... Perfetto. Detto questo, 3-2 te l'aspettavi, vado prima dal nonno, poi vado da Costanza. I 2 gol mi sono rimasti un po' sullo stomaco, però sono stati dovuti secondo me a un calo fisico che c'è, ci sta, insomma. La più di concentrazione più che I fisico. 30 minuti sono stati il Napoli che Conte si aspetta ed ancora in miglioramento. Quindi il 23 agosto vedremo un Napoli come quello che Conte sta preparando. Dico, se questi 30 già si trasformano in 60 col Sassuolo, già chilometri nelle gambe, possiamo andare tranquilli. Per difenderlo. Quel look che ci ha meravigliato, per la potenza fisica, per lo scatto nelle gambe, per la forza, è stata veramente una bella sorpresa. Quindi stava per fare il 4-2, tra l'altro con quello scavetto che poi è stato. Se l'è fumato McTominay, sì, però è stato gli falciato. perdoniamo tutto, gli perdoniamo. Scotti si può perdonare, si deve perdonare tutto. Qualsiasi cosa. Domani sarete anche per Napoli-Sorrento? Certamente, noi siamo venuti apposta per vedere queste partite. Da Marigliano. Costanza è una grande tifosa. Costanza, chi è il tuo giocatore preferito di questa stagione? McTominay. Quindi resti fedele a Scott. E la mamma è tifosa o è solo Io sono la accompagnatrice? zia, la sono tifosa anch'io. Perfetto. E domani secondo voi invece quanto finirà? Così a sensazione? A sensazione una manita. Facciamo gli spagnoli, va. Derby con la penisola sorrentina. Ragazzi, buona serata. Ciao. Grazie a te. Costanza? Forza Napoli e schivi di Poppi. Perfetto, anche tu con questo trend, Tutti, sì, infatti. questo trend di TikTok. Grazie a voi. Buon ritorno poi quando sarà a Marigliano. Noi restiamo qui perché attendiamo poi anche qualcun altro che uscirà. Vi dico che a brevissimo innanzitutto vi mostreremo gli highlights della partita, grazie anche al lavoro di Claudio Russo. Ovviamente adesso proviamo a beccare questi tifosi qui che arrivano subito, adesso li becco subito. Venite qua, venite. Eccoci. Ragazzi, venite, Francesco. Vieni tutti quanti. Allora, come vi chiamate piccoli? Venite. Donato. Roberta. Mario. Francesco.
Paolo. Andiamo qua a destra, così facciamo passare la polizia. Eccoci qua. Allora, Ma usciremo sul canale del Napoli. su Calcio Napoli 24. Che più Ah, ok, bene. bravo, vedi che vedi, chi è il papà lui? Che è? Io sono un collega. Ah, un nostro collega, perfetto. Collega del mattino di casa. Ah, perfetto, ragazzi, venite qua, però che la telecamera è lì. Ecco. C'è Carmine che ci telecomanda. Calma, bimbi, calma. Siete scalmanati più di De Bruyne questa sera. Ti è piaciuto De Bruyne? Sì, tantissimo. Una doppietta molto molto bella, no? Se l'ha meritata. Ecco, hai perso la voce, vedo. Sì. Domani, no, niente laziale, no. È lì. Allora, domani sarete anche per Napoli-Sorrento? O... No. Domani è il suo compleanno. Ah, auguri, giratevi là perché sennò non vi vedo. Grazie, Bruyne. Lontano, dove dobbiamo andare? A Teleta dobbiamo andare. Ecco, ok. No, non riesco più a gestirli, quindi vi dico, lei è felicissima, mi urlate un Forza Napoli al mio 3, forza. 1, 2, 3. Forza Napoli! Grazie mille, grazie piccoli, buon proseguimento. Grazie. Prego, e auguri e non so a chi per domani. A lui, perfetto, a lui. Posso dire una cosa? Sì. De Bruyne è nato il mio stesso giorno. Ah, quindi a fine giugno mi pare, non mi ricordo. 28 giugno. Ecco, vedi? Perfetto. Che c'è scritto come ti chiami? Marco? Sì, mi chiamo Marco. Io Mario. Ah, perfetto. Ciao Mario. Ciao, buona serata. Ciao, piacere, assolutamente. Sono i bimbi più scatenati. Calcio Napoli 24, sta scritto qua. Su YouTube devi vedere. Così vedete la vostra incursione che mi ha arrecato già danni mentali. I bimbi qui che venite qua, fate il giro, si può uscire da qua. Se riuscite a uscire ce la fate anche voi. E comunque, mamma mia, Carmine, mi hanno assalito e taccariato, come piace dire a te. Qui di fatto non c'è più nessuno, io mi collegherei quindi con Ciro. Stanno venendo i bambini, aspettiamo gli ultimi bambini e poi diamo la linea, non la linea, mi collego anche con Ciro Novellino dallo studio per avere le sue considerazioni, le sue domande. Nel frattempo ovviamente ribadisco che ci sono gli highlights in arrivo che vi mostreremo di questo bel 3-2, c'è una doppietta succosissima di Kevin De Bruyne da non perdere ovviamente, perché è una doppietta, i primi 2 gol in maglia azzurra di Kevin De Bruyne. Ecco, arrivano i bambini che volevano intervenire, sono stati accompagnati penso da un loro genitore, immagino. Comunque dopo che parliamo con loro poi possiamo anche tornare in studio per completare tutto questo post partita di questa amichevole. Ragazzi, venite pure, venite, non siate timidi, vieni. Allora, come ti chiami tu? Diego, allora vieni alla mia sinistra, qua, vieni. Tu invece? Vincenzo. Vieni qua, alla mia destra, vieni Vincenzo. Allora, quanti anni avete? Io 7. 7 e 7, come il numero di maglia di Neres, no? La partita l'hai vista? Sì. Chi ti è piaciuto di più? Non lo so, De Bruyne. Ok. De Bruyne. Domani vedrete anche l'altra partita o no? No, niente. Però la vedrete da casa con Calcio Napoli 24. E per voi il Napoli vincerà lo scudetto anche quest'anno? Sì. Sarà scudetto? Perfetto. Ora avvicinatevi qua e urlate tutti e due al mio via un Forza Napoli, va bene? 3, 2, 1, via! Forza Napoli! Perfetto, grazie piccoli. Chiudiamo con loro che ci hanno